Lunedì 23 aprile al Don Bosco di Salargius, ottavo di finale del torneo maracanã interaziendale di calcio a 7 fra Kral Saras, che indossa un completo azzurro, e Blues Polizia, che veste un completo giallo-nero. In caso di parità si andrà direttamente ai calci di rigore. Dirige l'incontro il signor Tesio dell'MSP Sardegna. Buona visione. Simo, il primo è quello importante. Simo, il primo è quello importante. Ale! Stai! Paolo! Che tiro, Mossi! Paolo! Che tiro, Mossi! Continuiamo, Prendiamo la palla, dai! Oh, continuiamo a te, aiutiamolo però, Sempre sotto la linea della palla, Claudio! Sotto la linea della palla! No! Bravo, sali! Sì, entra di testa! Bravo! Carica il portiere! Bravo! Prendi la palla! Dai Ale! Giocala e vai, Andre, dai profondità! Vieni qua in mezzo! Come? La chiede a Claudio poi passa a destra. Sì. Ok. Claudio! Vai Giorgio! Dai ancora! Dai, non finita! Andi, è dentro! Sì, Luchi, giocala! Come Simone, Andre! Dai, prendi, Luca! Sì, Luchi, giocala! Come Simone, Andre!
Seguilo Lu, segui Lu, segui! Massimiliano Seidita, conosciutissimo, è appena terminato l'ottavo di finale del torneo Maracanã di calcio a 7, avete superato Kralsaras dopo una partita bellissima, entusiasmante, voi in vantaggio per 3-1 per gran parte della gara, poi dopodiché loro una grande rimonta e hanno meritato il pareggio, si è arrivati ai calci di rigore e lì in questa lotteria siete passati voi. Dimmi qualcosa innanzitutto di questa gara. Tu sei qua in quanto miglior giudicato da Marco come miglior giocatore di questa gara. Le vostre sensazioni? Beh, abbiamo combattuto fino all'ultimo, nonostante diciamo, le energie fossero andate via da un po', però un po' per resistenza, un po' per fortuna siamo riusciti a portarla a casa, grazie ad Alessio soprattutto per l'ultimo rigore. Bellissima partita, loro non mollavano mai e è stata difficilissima. Grande organizzazione difensiva da parte vostra. Sì, abbiamo gente che ha qualche annetto dietro in difesa e si sa comportare bene, soprattutto in questi casi qua in cui c'è bisogno di tirare fuori gli attributi. Nonostante tutto, comunque Saras è riuscita a recuperare la situazione. Resta il fatto che tu anche oggi sei stato determinante per la tua squadra, stai benissimo, diciamo, stai facendo un ottimo torneo e anche oggi insomma, hai fatto vedere cosa riesci a fare se sei servito a dovere. Ecco. Quest'anno diciamo che rispetto agli anni scorsi abbiamo riavuto gli anziani che sono tornati, i vari Stefano Deiana e gli altri che magari adesso sono infortunati e quello secondo me ha aiutato molto tutta la squadra a giocare meglio. Quell'amalgama che c'era da tanto tempo e poi si era persa. Conta molto l'esperienza, dici? Sì. Quando raggiungi una certa età ci vuole più testa che altro. Senti, Arma CC e Forestali li conoscete, dai, ormai sono tanti anni. Dovete incontrare la vincente. Cosa dici? Entrambe belle squadre, molti amici in entrambe le squadre. Vediamo. Certo, Arma CC con Bassetto che ha 53 gol. Noi lo dobbiamo contenere come gli altri devono contenere noi. Ma d'altronde vi ho fatto i complimenti per la difesa, quindi in bocca al lupo per il proseguo e complimenti per la tua prestazione. Mille. Grazie.